Parliamo di cyberbullismo, parliamo di vittima carnefice che sono minori di età, quindi minori degli anni 18. Tutto quello che avviene al di sopra di questa fascia non è né bullismo né cyberbullismo, ma rientra nelle fattispecie di criminalità comune. La cosa importante è che i nostri ragazzi devono essere educati ad una sicurezza informatica, ma soprattutto a una navigazione che non viva solo di istintività, ma viva di piccole regole, perché le piccole regole salvano la vita, come dico sempre io. Si avvia alla conclusione la seconda edizione della rassegna Crescere la generazione digitale, organizzata dal Servizio di progettazione educativa del Comune di Venezia. Coinvolte centinaia di giovani e genitori per sensibilizzare al corretto uso delle nuove tecnologie del web. E quello che è importante sottolineare ancora una volta è l'importanza che tutte le istituzioni, quindi non solo le scuole, ma appunto in questo caso il comune, le forze dell'ordine, all'unisono diano un messaggio forte e chiaro per cui un fenomeno come quello del cyberbullismo va assolutamente condannato. Spesso i ragazzi non si rendono conto della gravità di certe azioni. La rete va veloce, la rete amplifica situazioni che già preesistono, ma purtroppo crea delle conseguenze irreparabili, perché una rimozione sul web è un concetto molto relativo. Una volta che noi abbiamo dato al web una foto, un video o un commento, non possiamo più toglierlo, perché il web purtroppo è una scatola bellissima con delle ricchezze inestimabili, ma che non ci restituisce quello che noi ci abbiamo messo dentro. Mercoledì al Palaplip di Via San Donà ci saranno 2 incontri cui parteciperanno circa 200 studenti delle scuole di primo e secondo grado del territorio per affrontare la questione.